A Terni per Ternana Crotone, Antonello Brughini. E buonasera anche dalla Liberati, dove la Ternana, reduce dal successo di Empoli, insegue la prima vittoria casalinga. L'ostacolo è rappresentato dal Crotone, formazione collaudata, molto pericolosa in avanti, ma finora sempre sconfitta in trasferta contro Sassuolo e Grosseto. Le formazioni: partiamo dalla Ternana, queste allora le scelte di Domenico Toscano. Ambrosi, 38 anni in porta, Ferraro Pisacane e Lauro in difesa, Fazio, Dideo, Carcuro e Diandà a centrocampo, Nolè, Litteri e Ragusa sono i tre attaccanti. Così invece il Crotone guidato da Massimo Drago, Concetti tra i pali, Correia, Vigneto, Abruzzese e Mazzotta dietro. A centrocampo giocano Maiello e Galardo, sulla tre quarti Gabionetta, Calile, De Giorgio, Camillo, Ciano è l'unica punta. La direzione della partita è affidata ad Eugenio Battista di Molfetta, terzo gettone stagionale in Serie B. A Terni la serata è leggermente ventilata, intorno a 20 gradi la temperatura. Studio Terni. 24 minuti alla Liberati, Ternana 0, Crotone 0. Attacca il Crotone, gioca in contropiede la Ternana, che adesso si affida anche alla potenza fisica e alla classe dell'argentino Alfaghem, entrato qualche istante fa in campo al posto di Angelo Raffaele Nolè. Adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione umbra, siamo all'altezza della tre quarti, sul pallone Vitale, lo spiovente, anzi il rasoterra, a cercare di servire proprio il nuovo entrato Alfaghem. Il pallone però non raggiunge l'argentino e c'è la ripartenza velocissima del Crotone. La situazione, 25esimo minuto, Ternana 0. Attenzione però al Crotone, attenzione perché c'è la conclusione e la traversa clamorosa della formazione calabrese. Ancora un tentativo di testa di Torromino e stavolta Ambrosi si supera deviando in angolo. Dunque doppia clamorosa opportunità per il Crotone, prima con Gabionetta che si è presentato a tu per tu con Ambrosi, non è riuscito a centrare la porta, è stato sfortunato perché ha colpito la traversa. Poi sulla respinta della trasversale il colpo quasi a botta sicura di Torromino, entrato in campo nel secondo tempo, e stavolta è stato bravissimo il capitano della Ternana Stefano Ambrosi ad alzare il pallone in angolo. Dunque sempre più Crotone, sempre meno Ternana in questa partita, quando siamo giunti al 26esimo minuto. Ternana 0, Crotone 0 Padova. La mezz'ora superata da 40 secondi alla Liberati, Ternana 0, Crotone 0. Soffre terribilmente la squadra di casa, mentre quella calabrese avrebbe meritato almeno un gol. Ricordiamo la traversa colpita qualche minuto fa, al 25esimo per la precisione, dal brasiliano Gabionetta. Ternana male, molto male in fase di attacco. 31esimo minuto, Ternana 0, Crotone 0 Padova. Di ruolo, Ternana in vantaggio al 32esimo minuto con Salif Diandà. Ternana 1, Crotone 0. A te la linea. Pari 2, Provercelli 1, Terni. Dove quindi la situazione è cambiata. Adesso la squadra di casa, la Ternana, è in vantaggio sul Crotone per 1-0, ha segnato Diandà al 32esimo del secondo tempo. Allora vi raccontiamo subito il gol del giocatore di colore della Ternana. C'è stata, va detto che alla prima disattenzione in pratica della difesa calabrese la Ternana ha colpito. C'è stato un cross lungo di Vitale della corsia di sinistra, sul secondo palo c'è Salif Diandà, semigirata molto bella del giocatore nazionale del Burkina Faso e palla nell'angolo lontano. Diandà lasciato colpevolmente solo nella circostanza dalla retroguardia calabrese. Primo gol in campionato per Diandà. La situazione, siamo adesso al 38esimo minuto allo stadio Liberati, Ternana 1, Crotone 0 Padova. Un minuto e mezzo più recupero al termine della partita, comanda la formazione di casa, comanda la formazione umbra. Ternana 1, Crotone 0. Il Crotone comunque ha creato tantissime opportunità, ha giocato meglio della Ternana in questa partita, ma finora non è riuscito a trovare la porta. La Ternana sta capitalizzando invece la rete di Salif Diandà, molto bella in semirovesciata, messa a segno al 32esimo del secondo tempo. Adesso manca un minuto più recupero, siamo giunti infatti al 44esimo. Ternana 1, Crotone 0 Padova. Scusa Delfino, è il finale delle Liberati. Ternana batte Crotone 1-0, sconfitta ingiusta per la squadra calabrese, prima vittoria casalinga per la Ternana. Per la linea.